Cari amiche, buon pomeriggio e ben ritrovate. Questo pomeriggio in questo video non vi presenterò le mie creazioni, ma lo dedicherò a un test. La mia amica Ambra Golinelli di Filati Online, è la ditta presso la quale io mi fornisco per le mie creazioni, i filati li acquisto da lei, e mi ha chiesto di fare un test, di provare un filato particolare che io non avevo mai provato, quindi è stato un test anche per me. Il filato elasticizzato, un bellissimo filato detto da Ambra, ma io mai provato, mai utilizzato, quindi anche per me è stata una prova. Il filato è un filato sottilissimo, come potete vedere è molto fine, molto sottile. L'ho dovuto almeno portare a 6 capi, quindi ho fatto dei gomitolini fino a quando l'ho portato a 6 capi, e a 6 capi la lavorazione mi ha permesso di poter creare una maglia elastica ma lavorarla da sola. Per poter testare questo filato, Ambra mi ha fornito questo filato di colore viola, un colore che a me fa impazzire, quindi bellissimo. Da solo è ottimo per lavorare un costume o una cintura se si vuole, ma a me è piaciuta l'idea di lavorarlo per creare un costume uncinetto. Per poterlo provare io, per poter provare la maglia, io ho già creato la prima coppa, ho sperimentato la prima coppa e devo dire che il filato è il risultato, mi è piaciuto moltissimo, è il risultato perfetto per questo scopo, molto elastico, ma bisogna avere degli accorgimenti. Io infatti la coppa dopo averla ultimata l'ho lavata, l'ho messa in acqua, l'ho asciugata e non mi ha fatto nessun movimento, né restringimento né movimento di sorta. Ma dietro consiglio di Ambra, che sa trattare questi filati e conosce questi filati, Ambra mi aveva consigliato di utilizzare il vapore caldo dopo aver lavorato. Veramente non dovevo lavorare la coppa, ma dovevo fare un campioncino prima. Io già ho lavorato la coppa proprio per sperimentare di quanto mi si sarebbe ridotta questa lavorazione, ma va fatto su un campioncino di poche passate, pochi giri, in maniera da capire questo campioncino riducendosi poi la misura a cosa corrisponde. Effettivamente, impregnandolo di questo vapore rovente senza mai farlo toccare col ferro da stiro assolutamente, perché si appiccica, quindi solamente proprio avvicinare il vapore bollente, aspettare che poi il tessuto si asciuga. Quando si asciuga effettivamente si è ristretto. Io quando l'avevo lavorato l'ho provato sul manichino ed era una taglia 44, corrispondeva perfettamente. Dopo questa prova di vapore, e quindi dopo che ho lasciato asciugare il campioncino, poi si è ridotto a una taglia 42, quindi il restringimento è avvenuto, c'è stato. Quindi a questo punto, come mi consiglia la mia amica Ambra, bisogna fare un campioncino di un tot giri, un tot centimetri, quindi per capire quante passate corrispondono a quei giri. Quando poi si rimpicciolisce si può capire la corrispondenza del lavoro che bisogna fare, la corrispondenza del quadratino. E allora io per questa coppa ho utilizzato, che come ripeto mi si è ridotta da 44 a 42, quindi a questo punto in questo momento questa coppa è una taglia 42, ho fatto 30 catenelle 30 catenelle che poi ho iniziato la lavorazione. E allora vi faccio vedere, inizio il lavoro. Questo è il filato, come potete vedere è sottilissimo, finissimo, quindi non si può lavorare, non si può utilizzare a un filo, ma si deve utilizzare a diversi capi, quindi io l'ho messo a 6 capi e mi è stato utile così. E allora io ho fatto la mia catenella di 30 maglie, come vi avevo detto, che corrisponde a questa taglia 42. Vedete com'è bella elastica. E allora le 30 maglie sono ultimate. Adesso devo tornare indietro per cominciare la lavorazione. Per tornare indietro devo riprodurre una maglia alta, quindi 1, 2 e 3 catenelle che mi riproducono la maglia alta, e
ritorno indietro sulle catenelle a lavorare le mie maglie alte. Il filato è molto morbido, piacevole anche da lavorare perché è morbidissimo. Adesso io ho fatto tutte e 30 le mie maglie, quindi ho fatto 30 maglie alte, sono arrivata al termine della catenella, questo è l'ultimo punto, faccio l'ultima maglia alta, adesso devo creare la curva, quindi faccio una catenella e una maglia alta, una catenella e una maglia alta, catenella, maglia alta, sempre nella stessa ultima maglia, quindi all'interno dello stesso occhiello dell'ultima maglia sto facendo questo lavoro, quindi ne ho fatte 1 2 3 4 alternate sempre da una catenella, 5 e adesso ricomincio a lavorare le altre 30 maglie di ritorno, quindi nello stesso occhiello rifaccio la maglia alta di ritorno e quindi rifaccio le altre 30 maglie. Adesso io ho completato le mie 30 maglie di ritorno, faccio l'ultima maglia nell'ultimo occhiello di catenella e quindi ho completato le mie 30 maglie di ritorno. Da questo lato non farò la stessa lavorazione che ho fatto da questa parte, perché da questo lato sarà la base della coppa. Quindi adesso io, senza fare il giro di maglie, ritorno indietro per rifare nuovamente le 30 maglie. Il cerchio verrà fatto solo da un lato, perché da una parte la base è tutta retta. Quindi ora ritorno indietro, non faccio il giro ma torno indietro e rifaccio nuovamente prima le 3 catenelle che fungono da prima maglia alta e ritorno indietro a lavorare nuovamente le mie 30 maglie alte. Allora, io ho fatto le mie 30 maglie di ritorno, come potete vedere questa è la base, ho fatto le mie 30 maglie di ritorno, sono arrivata nella cupoletta, quindi ora dovrei fare il giro per tornare indietro. Allora, a questo punto devo fare 2 maglie in più, quindi da 30 diventano 32, perché ho quelle 6 maglie che avevo io lavorato in più, quindi sono diventate 32 non più 30, e adesso nei 1 2 3 buchi della cupoletta ne faccio 2 maglie alte, quindi in questo buco diventeranno 2 non una,
troppo essendo 6 capi scappa qualche filo. 2 in un buco, 2 nell'altro buco, e 2 nell'altro buco. Quindi nella cupoletta ci saranno 6 maglie, non 3, per ricreare questa cupoletta rotonda. E ora riprendo nuovamente a fare le mie, a questo punto 32 maglie, ma non 30 di ritorno. E allora io ho completato le mie 32 maglie di ritorno, sono arrivata alla base, sono tornata indietro e questa volta ne ho fatte 34, perché ci sono sempre le maglie in più che io faccio nella cupoletta di ritorno. Quindi ne ho fatte, questo giro ne ho fatti 34. Adesso mi ritrovo nelle 3 maglie centrali, 1 2 3, dove farò nuovamente 2 maglie alte per ogni buco, quindi sono 3 coppie di maglie alte, 1 2 e 3, e ricomincio con le 34 maglie adesso, le 34 maglie di ritorno. Quindi ricompleto il mezzo cerchio, 34 le ho fatte, 3 coppie da 2 maglie alte ciascuno in ogni buco nella cima della cupoletta, e ora rifaccio nuovamente 34 maglie fino a che arriverò alla base nuovamente. Allora io mi sono portata avanti ancora il lavoro, quindi noi eravamo rimasti, riepilogando, 30 maglie come erano le catenelle in cima alla cupoletta. Nell'ultimo buchetto abbiamo fatto 6 maglie per creare la cupoletta e di ritorno altre 30 maglie. Quando poi sono dalla base, sono tornata indietro, ne ho fatte 32 perché avevo queste 6 maglie nella cupoletta in più che mi hanno fatto abbondare le maglie, quindi da 30 sono diventate 32 nel secondo giro, nella seconda tornata. Poi nella seconda tornata queste ne avevo fatte 6 semplici, invece la seconda tornata ne ho fatte in cima nei 3 buchi centrali 3 coppie da 2 maglie alte, quindi sono diventate 32 più queste 6, non più 3, e altre 32 di ritorno per tornare nuovamente alla base. Ritornando indietro, uguale modo, ne ho fatte 34, sono arrivata in cima alla cupoletta e ne ho fatte nuovamente 3 coppie da 2 nei 3 buchi in cima, quindi sono 34 più 6 e nuovamente 34 a scendere. Nell'altro giro successivo, quindi 30, 32, 34, nei giri successivi invece ne aumenta una, quindi sono diventate 35, 3 coppie da 2, quindi 6 e nuovamente 35. Altro giro 36, 3 coppie da 2, quindi 6, 36 di ritorno per arrivare alla base, e così continuando fino a che devono essere realizzati 6 giri. Quindi dalla parte centrale, che era la catenella, noi dobbiamo contare 10 giri, quindi 1 2 3 4 5 sono in questo momento, quindi devo arrivare a 10 giri. Dal centro devono essere 10 giri in totale, per tutta la maglia saranno come se fossero 20 passate se li contiamo in questo senso, ma sono 10 giri di andata e ritorno. Quindi adesso io continuo, sono arrivata a 5 giri, 1 2 3 4 e 5, continuo a lavorare.
Ecco qui, io mi sono portata avanti ancora il lavoro e sono quasi arrivata alla fine. Come potete vedere già io ho quasi ultimato la coppa. Avevamo detto che dovevamo concludere 10 giri, dal centro dovevano essere 10 giri, io invece sono ancora a 9. Le maglie, come avevo detto, erano 30 iniziali perché seguivano la catenella più le 6 nella cupoletta, poi all'altro giro successivo sono diventate 32 con una serie di 3 coppie di maglie alte, 2 per ogni buchetto nella cima della cupoletta, e così di seguito. Quindi ho fatto 30, 32, 34, 36, poi ho fatto una in più, quindi 37, 38, 39, 40, 41, sono arrivata a 41 maglie. Ora mi sto accingendo a fare l'ultimo giro, il 10° giro, contandolo sempre, come vi ho fatto vedere, contandolo sempre dal centro. Quindi il centro, questa è la catenella centrale da cui si parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e ora faccio il 10° giro. 10° giro, io sono arrivata a 42 maglie, quindi 30 catenelle con le prime 30 maglie, poi 30, 32, 34, 36, poi si comincia con 37, 38, 39, 40, 41, ultimo giro mi sono risultate 42 maglie per ogni lato, 42, 42, più le 3 coppie al solito nella cupoletta, le 3 coppie di punti alti, quindi queste 6 qua in cima. Così io mi fermo perché sono le stesse passate che io ho fatto per la coppa di prova. Come si può vedere, la coppa in questo momento è più morbida ed è più grande di quella che ho fatto come prova, perché ancora questa non ha subito il trattamento del vapore che me la ridimensiona. Quindi questi passati, questi punti che vi sto dicendo, equivalgono a una taglia 42 con l'elasticizzato messo a 6 capi. Quindi io ora mi fermo, perché la devo fare uguale a quella precedente, mi fermo così a 10 giri, cominciando qua dalla catenella, 10 giri, mi fermo così 10 giri con 42 maglie più le 6 in cima, e faccio questa l'altra coppa taglia 42. Se dovete fare una misura più grande, a questo punto aumentate altri giri, quindi non vi fermate a 10 giri, ma continuate 12, 14 in funzione della misura. Quindi fate sempre la prima coppa come misura per poter capire la seconda come vi si restringe e quanto risulta. Adesso io fermo, una volta che ho terminato il lavoro, io fermo il lavoro con un giro di maglia bassa che mi ferma il lavoro e me lo tiene un po' più rigido all'esterno. Quindi faccio tutto un giro di maglie basse. Potete vedere con la maglia bassa si è formata gli si è formato un giro molto più rigido, che quindi, anche se è elastico, ma mantiene tutte le maglie alte, le trattiene in maniera più rigida, più ferma. Arrivato qua in cima nella cupoletta, quest'ultimo giro di maglie basse non devo fare gli aumenti, quindi seguirò le maglie per come si trovano le 6 maglie precedenti senza fare aumenti.
completerò il giro. Completando il giro, questa base di maglie basse che sto facendo mi servirà per come base per il giro di rifinitura. Questo giro di rifinitura io l'ho fatto con 2 fili sempre di filato elasticizzato bianco e ho aggiunto un filo di lurex, in questo caso lurex argento, poteva essere un filo di un altro colore qualsiasi. Se c'è lo stesso filato di un altro colore elasticizzato va bene lo stesso, oppure anche un filo di cotone, un filo di un altro filato qualsiasi, però sempre con una base elastica perché deve seguire la maglia comunque elastica. Quindi io ho creato poi tutta la rifinitura, in questo caso con l'argento, lavorando sulle maglie basse. Quindi ho fatto questo giro di maglie basse con il cotone di rifinitura. Ecco, io ho terminato anche il mio giro di maglia bassa, il mio ultimo giro, e adesso sto facendo il giro di rifinitura, quello con il filato bianco elasticizzato. Quindi ho fatto 3 capi di bianco elasticizzato e un capo di lurex argento. Sono tutti e 3 capi molto sottili, quindi da lavorare in abbinamento. Vedete, sono molto sottili, però è sufficiente questo 4 capi è sufficiente per fare la rifinitura. Quindi faccio tutta la serie di maglie basse sopra il giro di maglia bassa finale, che dà ulteriore rigidezza all'ultimo giro. Io ho completato il mio giro di rifinitura con le maglie basse con il filato bianco elasticizzato e argento. Ho completato tutto. Adesso sto completando sulla base, perché il giro di rifinitura lo completo anche sulla base, come ho fatto in questa. Ho dimenticato di dirvi che quando ho fatto il giro di maglia bassa di rifinitura lo avevo continuato anche sulla base, facendo 3 maglie basse dentro ogni archetto che si forma. Un attimo che ecco. E allora la prima maglia alta mi si trasforma in un archetto facendogli 3 maglie basse. Quindi ho fatto tutto sulla base, ho fatto tutta una serie di archetti ricoprendo la prima maglia alta con 3 maglie basse, e quindi adesso continuo anche con il filato lurex. Ecco, così in trasparenza si vede quello che si è venuto a creare, il disegno che si è venuto a creare. Continuo con il lurex anche nella base. Io ho completato la mia seconda coppa, vi faccio vedere la differenza. Questa è la coppa già trattata con lavaggio e poi vapore rovente. Vedete la differenza, stesse passate, gli stessi giri, ma vedete la differenza tra le due, la differenza di una taglia, anche 2 taglie, perché in questo momento
Questa maglia ancora è molto morbida, molto elastica, molto morbida, bellissima come maglia, una realizzazione veramente piacevole, bellissima, ma se si vuole avere l'effetto quello definitivo si deve fare il trattamento quello con il vapore e quindi il restringimento, come vedete, è evidente. Il restringimento già raccoglie 1, 2, 3 giri addirittura, quindi dovete calcolarvi che la taglia in più che dovete fare già sono 3 giri in più. Vi faccio vedere infatti che questo manichino, che è una taglia 44, vedete, viene, sì, la vestibilità c'è, ma si vede, è evidente che è piccolino in confronto a questo che è molto più elastico e molto più grande. Quindi il produttore del filato è Ambra Golinelli, che me lo vende, consigliano di fare il trattamento col vapore. Prossimo tentativo io lo farò senza il trattamento vapore. Voglio vedere se questo, ormai devo completarlo uguale all'altra coppa, quindi dovrò farlo. Al prossimo tentativo che farò lo farò senza il vapore. Questa è una mia prova, un mio tentativo, un mio test. Voglio vedere se lavandolo, indossandolo, non fa nessun movimento, perché mi piace questa maglia così elastica, originale, senza il trattamento di vapore. Stiamo parlando di costume, perché se dobbiamo trattare un tessuto per altro uso, per altro utilizzo, il trattamento vapore è necessario. Questo modello di bikini, questa lavorazione di coppa può essere utilizzata per due modelli diversi. Vi faccio vedere. O la tradizionale coppa, così, con la bretella al collo e la bretella al collo, o bretella laterale per allacciamento dietro, o si presta, questa forma si presta benissimo per questo modello di bikini, così, quindi con la base laterale messa lateralmente, quindi continuare con una sorta di fascia. Faccio vedere, giro il manichino, faccio vedere, ecco così, vedete? Questa fascia, la base, diventa la fascia laterale che deve continuare poi dietro per l'allacciatura, e quindi questo è un altro modello di bikini. Io sono più propensa a questo secondo modello, quindi lo continuerò così. Creerò qualcosa qui a centro per unire le due coppe, creerò qualcosa di particolare, e poi devo continuare la fascia laterale che mi porterà dietro, e qui nella punta della base farò il laccetto per portarlo al collo. Care amiche, spero di aver fatto un video utile, più che altro per chi che non ha mai provato come me questi filati elasticizzati, quindi potrebbe essere un video utile a chi è che si vuole cimentare all'utilizzo di questi filati elasticizzati. Ripeto, il test è riuscitissimo perché mi piace molto questa lavorazione, e io l'ho lavorato da solo, l'ho lavorato senza abbinamento con altri filati. Così da solo mi è piaciuto moltissimo, e il prossimo tentativo che farò, il prossimo modello di costume che farò, lo farò senza il trattamento vapore, ma questa è una mia prova, non quello che consigliano i produttori o che consiglia Ambra. Quindi questo poi è soggettivo, chi è che vuole fare la prova come me è un test soggettivo, perché quello consigliato è questo. Si mantiene sempre elastico, perché come potete vedere è sempre molto elastico, però è più fitta, la maglia è diventata più fitta, quindi dal punto di vista anche di vestibilità è anche meglio, perché non c'è trasparenza, quindi non è necessario neanche foderarlo, può andare direttamente su pelle,
così, trattato così, essendosi infittita la maglia, può andare anche su pelle. Se si vuole irrigidire si può utilizzare anche una di quelle coppe già preformate e quindi uscirlo nella coppa preformata, quindi già dargli rigidezza così. Questa è una scelta poi soggettiva. Ma è indossabilissimo anche così come vi ho fatto vedere nel manichino. Cari amiche, con questo video vi saluto, ci rivediamo al prossimo video.